Il Teatro Pirandello ha accolto gli studenti del Liceo Scientifico e Musicale Ettore Majorana di Agrigento per dare luogo ad un concerto di primavera, a cura dei docenti e degli stessi studenti dell'indirizzo musicale. Durante l'evento presentato dalla professoressa Giusy Gandolfo, si ricorderà della storia dello stesso istituto, giunto al 30° anno dalla sua fondazione. Oggi gli alunni, sapientemente guidati dai docenti del liceo musicale, faranno un concerto, l'hanno chiamato concerto di primavera, e sicuramente sarà un momento entusiasmante per tutti, anche perché la bravura dei ragazzi e dei docenti è il fiore all'occhiello del nostro liceo. In questa occasione anche ricorderemo i 30 anni di vita di questo liceo musicale e linguistico, musicale solo negli ultimi 4 anni. È un liceo scientifico che ha avuto una sua storia, un suo prestigio, i cui docenti ancora oggi lavorano con competenza e professionalità. Questa mattinata è una giornata molto importante perché costituisce la somma di tutto quello che il Liceo Musicale di Agrigento ha operato durante l'anno. La storia del Liceo Musicale di Agrigento nasce con l'istituzione degli istituti comprensivi a indirizzo musicale. La provincia di Agrigento è stata la provincia nella quale c'era il maggior numero di indirizzi a strumento musicale, pertanto si poneva la necessità di trovare alla fine del percorso della scuola superiore di primo grado la possibilità di poter continuare, e quindi l'ufficio scolastico provinciale di Agrigento, nella persona del dirigente dottore Raffaele Zarbo, ha fortemente voluto l'istituzione a livello regionale di questo liceo musicale, che appunto costituiva un completamento di tutti gli istituti di strumento musicale della provincia, e pertanto gli studenti avevano così la possibilità di poter manifestare quello che erano le loro competenze e le loro conoscenze che avevano appreso durante il corso di studi alla scuola di primo grado, appunto anche con gli istituti di secondo grado.